hanno rapinato il negozio di alimentari a Refrontolo minacciando la titolare 81enne con una pistola. Il suo racconto ai nostri microfoni in un video e l'arrivo dei malviventi poco prima del colpo. Non solo rapine, torna in azione la banda specializzata nei colpi ai danni di auto di grossa cilindrata. Negli ultimi giorni raid a Mogliano e Roncade, l'allarme di furti in corso. Infortunio mortale seconda udienza del processo per la morte di Mattia Battistetti. Il giudice ha accolto quasi tutte le parti civili, tensioni in tribunale e lo sfogo di mamma e sorella. Caro affitti in centro, dopo l'addio della proseccheria e Soffioni, il sindaco chiede un tavolo con il proprietario e dice no all'eventualità fast food. 69enne senza dimora finisce nel Sile, nella zona della Restera. Le sue urla di aiuto attirano l'attenzione di una donna che dà l'allarme ai vigili del fuoco. L'uomo viene salvato. Dopo 2 sentenze a suo favore, il perito Giorgio Marcon conferma l'inaffidabilità del sistema di rilevazione degli etilometri, denunce, confische e sanzioni a rischio per un tema che è diventato anche un testo di studio per gli avvocati. Ucciso a 17 anni da una meningite questa mattina nel cortile del liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano, la veglia per ricordare Tommaso Fabri, lunedì i funerali al Pala 2. Consegnati a Treviso 7 defibrillatori da parte della Fondazione Ometto, il progetto nato in ricordo di Carlo Alberto Conte, il giovanissimo atleta 12enne morto per arresto cardiaco un anno fa a Vittorio Veneto. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli, in primo piano lo avete sentito, la cronaca e caccia ai banditi che ieri sera hanno rapinato il negozio di alimentari a Refrontolo minacciando la titolare 81enne con una pistola. L'anziana è ancora sotto shock ma oggi è tornata in negozio. In un video le immagini dell'arrivo della macchina dei malviventi pochi attimi prima del colpo. In questo video, gli istanti prima della rapina, l'auto, una Uno bianca, arriva, parcheggia sul marciapiede a pochi metri dal market. Poi i malviventi, passamontagna sul volto, scendono dalla vettura. Uno di loro è armato di pistola. Entrano nel negozio e la puntano contro Edda Doro, 81 anni, la titolare e una sua dipendente. Sono attimi di terrore. Com'erano queste 2 persone? Tutte mascherate, guanti, erano tutti coperti col passamontagna, avevano solo gli occhi fuori. Quanta paura ha preso, signora? Non le dico quanta, non ho dormito stanotte naturalmente, però bisogna andare avanti. Questa mattina Ed è tornata a lavoro, negli occhi ancora quelle immagini, la pistola e il rapinatore che le prende i soldi dalla cassa, non solo. E dopo, quando avevano preso i soldi, mi hanno detto la borsa dei soldi, ma io allora ho detto ma che borsa dei soldi? La borsa, si sono un po' seccati, la borsa dei soldi, sono andata dentro, ho preso la borsa che ho dentro, che ho sempre dietro. L'ho aperta ma quello con la pistola mi è venuto dietro, non è che sia rimasto qua. Quando ha visto la pistola, che cosa ha pensato? Ho pensato che non faccio niente, spero che non facciano niente. Un bottino che potrebbe aggirarsi intorno al migliaio di euro. Prima che facessero irruzione i 2 malviventi nel negozio era entrata una donna, una complice. Era nervosa, ci ha detto Edda, ha preso un pacchetto di sigarette, 2 gratta e vinci e poi è uscita. È probabile che fosse una complice questa ragazza? Certo, perché dopo questo signore che abita qua, che ha le telecamere, guardate ancora ieri sera, ha detto che ha visto che sembrava un ragazzo, ha detto, prima è scesa da questa macchina e è venuta dentro. È venuta a vedere com'era. Sul posto i carabinieri che stanno ora indagando per identificare i malviventi. Edda ci dice che andrà avanti, ma i suoi occhi cambiano quando pensa a quello che poteva accadere. Stamattina sono venuta un po' più tardi, invece che alle 6 erano le 6:20, ho aspettato che venisse un po' di chiaro e dopo continuiamo come al solito. Bisogna andare avanti lo stesso. Non so per quanto, perché questa roba qua Pensa di chiudere? Non so, non so, chiudere subito no, però una roba che ti fa un po'... Lascia il segno. Certo. Episodio inquietante per la nostra realtà. Il sindaco di Refrontolo, Mauro Canale, spera che i malviventi possano essere assicurati alla giustizia. È un episodio inquietante per la nostra realtà, non siamo abituati a questo tipo di eventi ed è anche un bene che non siamo abituati perché
speriamo che rimanga un episodio fine a se stesso, insomma, perché insomma, azioni del genere lasciano sconvolti un po' tutti. In paese questa mattina non si parlava d'altro. Molti cittadini che sono entrati nel negozio di Edda per chiedere come si sentisse. Ma lei ha una forza immensa, ci spiega il primo cittadino. Ha un gran carattere, è veramente una che sì, ha anche 81 anni, ma insomma ha la grinta di una cinquantenne, per cui secondo me riuscirà a superare questo momento che comunque è difficile anche per lei. Non sarà comunque facile, dice il sindaco, ci vorrà del tempo per superare questo trauma. Intanto in paese sono state posizionate delle telecamere di videosorveglianza. Ci sono delle telecamere nei varchi, che tra l'altro telecamere sofisticate che rilevano le targhe, per cui insomma da quel punto di vista là abbiamo una copertura. È prevista l'installazione, abbiamo già dato l'appalto per l'installazione di altri punti di riconoscimento targhe in altri 3 punti strategici del territorio, per cui insomma ci stiamo coprendo bene da quel punto di vista. Ora è caccia ai malviventi che hanno fatto irruzione nel piccolo market di Refrontolo, le indagini dei carabinieri. Ho molta fiducia nei carabinieri che qui presidiano costantemente il territorio, per cui ecco, mi auguro che riescano con le loro indagini a trovare questi malviventi. Non solo furti in abitazione torna in azione la banda specializzata nei colpi e danni di auto di grossa cilindrata. Negli ultimi giorni raid a Mogliano e Roncade, l'allarme di furti in corso. Stanno depredando di notte, per adesso abbiamo le segnalazioni di Roncade e Mogliano Veneto, la fanaleria davanti in versione LED ovviamente di Audi, Volkswagen, BMW. Da Mogliano a Roncade, passando per Oderzo e Casier, si moltiplicano gli episodi di auto di grossa cilindrata prese di mira da bande specializzate nel furto di componentistica, colpi messi a segno in pochi minuti. Tira via tutto e crea danni di migliaia di euro alle persone, anche in un paio di casi dentro purtroppo il recinto di casa. Diverse le segnalazioni arrivate in queste settimane a furti in corso, vetri in frantumi, paraurti divelti, buchi al posto dei fanali, questo quello che trovano i malcapitati proprietari all'indomani. L'associazione mette in guardia i cittadini con il presidente Demma che non risparmia una battuta ironica sulla situazione dei furti nella Marca. Chiediamo ovviamente l'intervento abbastanza tempestivo delle forze dell'ordine con un paio di pattuglie in più, perché ovviamente ahimè come sempre visto che tutta la situazione funziona bene, furti non ce ne sono e va tutto bene, poi ci troviamo a dover fare i conti con le tasche nostre e di tutti quanti. Colpo nella sala slot in via Feltrina Sud a Montebelluna, i malviventi intorno alle 5:30 dopo aver forzato le inferriate di una finestra e sfondato un muro in cartongesso hanno scassinato 6 slot machine ed hanno asportato il denaro. Il bottino si aggira intorno ai 5.000 euro. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della locale compagnia. Le prime ricerche dei malviventi hanno dato esito negativo. A vaglio le riprese dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Seconda udienza preliminare nel processo per la morte in un incidente sul lavoro di Mattia Battistetti. Il giudice ha accolto quasi tutte le parti civili. Prossima udienza il 3 maggio a porte chiuse. Siamo riusciti a portare a casa qualcosa per fortuna per il nostro figlio che è morto sul lavoro. Mi tengo a precisare che visto che qua tanto nessuno sa il danno per cui siamo qui in tribunale oggi è la morte di un ragazzo di 23 anni mentre lavorava. Ucciso sul lavoro! Mentre stava lavorando! Sul lavoro perché c'è stata la negligenza di qualcuno e questo deve urlato fuori dal tribunale. Abbiamo poco da dire, stiamo zitti, non stiamo zitti un bel niente! Mattia è stato ucciso! Uno sfogo tra i corridoi del Tribunale di Treviso al termine della seconda udienza preliminare del processo per la morte nell'aprile 2021 di Mattia Battistetti in un incidente sul lavoro a Montebelluna dopo essere stato travolto da un carico di 15 quintali sganciatosi da una gru. Uno sfogo, quello di mamma Monica e della sorella Anna, dettato dal dolore lacerante per la morte di Mattia, arrivato dopo qualche momento di tensione in aula tra le due donne e uno dei legali difensori. Questa seconda udienza prettamente tecnica è stata segnata da una prima parte con gli avvocati della difesa che hanno sollevato una serie di eccezioni sulla costituzione come parti civili di CGIL, CISL, AMLI e Associazione Mendez, facendo leva sui contenuti degli statuti anche alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia. Il giudice, dopo essersi ritirato per oltre un'ora per analizzare la documentazione, ha ammesso tutte le parti civili ad eccezione dell'Associazione Mendez, una decisione accolta dai familiari con un applauso.
le parti civili, in particolare la famiglia, è stata ammessa, se non c'è stata neanche un'eccezione da parte di controparte, quindi non abbiamo avuto nessuna discussione. Sui sindacati c'è stata discussione, ma sono stati ammessi tutti, meno un'associazione di Bologna, e quindi il processo prosegue esattamente come deve proseguire. Nel corso dell'udienza, di fronte alla richiesta di uno dei legali difensori di prendere in esame l'istanza di incidente probatorio presentata lo scorso 24 gennaio, è stata rilevata la necessità di integrare il contraddittorio con la citazione dei responsabili civili. Entrambe le questioni potrebbero essere discusse il prossimo 3 maggio nella terza udienza fissata dal giudice in Camera di Consiglio, dunque a porte chiuse. C'è la discussione sul contenuto delle eccezioni e delle istanze delle parti in udienza preliminare, quindi la prossima sarà l'udienza di discussione. Anche per l'incidente probatorio? Probabilmente sì, anzi sicuramente sì, prepareremo anche quello. Come già successo in occasione della prima udienza, anche questa mattina sit-in fuori dal Tribunale a sostegno della famiglia Battistetti. Mentre in aula era in corso la seconda udienza preliminare del processo per la morte di Mattia Battistetti, all'esterno del Tribunale di Treviso il sit-in di amici e lavoratori uniti, come già accaduto lo scorso 26 gennaio, in una sorta di abbraccio alla famiglia del giovane. Volantini, cartelli e striscioni per chiedere giustizia per Mattia e per tutte le altre vittime sul lavoro. Noi pensiamo che sia arrivato il momento, attraverso queste iniziative, di dare risalto a quello che è appunto il mondo del lavoro e bisogna sostenerlo per evitare che ci siano infortuni e morti purtroppo sempre più crescenti. Perché questa strage che vede nel Veneto insomma il picco massimo rispetto, la proporzione massima rispetto agli abitanti in questo paese, per fermarla, per far sì che non ci siano morti sul lavoro, che si possa andare al lavoro, essere trattati dignitosamente e poter far ritorno a casa. È inconcepibile che nel 2023 esistano ancora queste cose, che vai a lavorare e non sai se torni a casa. Padri di famiglia, madri di famiglia che non sanno se riescono a tornare a casa dopo una giornata di lavoro. Sono arrivati da ogni parte del Veneto, ma anche dal vicino Trentino Alto Adige, per chiedere che si intervenga per mettere fine alle morti sul lavoro. Ci deve essere una legge sull'omicidio sul lavoro. Noi l'abbiamo chiesta, ma sembra che questo governo non ci abbia ascoltato né questo né neanche gli altri. Ed ora parliamo di caro affitti in centro. Dopo l'addio della Proseccheria ai Soffioni, il sindaco chiede un tavolo con i proprietari e dice no all'eventualità fast food. Per il terzo polo bisogna puntare sui plateatici, i parcheggi, ma anche i rifiuti. Le tariffe sono troppo alte. La speranza è che la proprietà cerchi un nuovo inquilino che porti avanti queste caratteristiche, quindi una ristorazione di qualità che punti ad esaltare i prodotti locali. Tradotto, evitare fast food e wok sushi. Questa è la speranza del sindaco Mario Conte dopo l'addio di Paolo Lai alla Proseccheria ai Soffioni, causa inflazione ma soprattutto caro affitti nel cuore della città. Non a caso lo stesso Lai si trasferisce da Piazza dei Signori alla meno centrale Piazza Trentina, dove nelle prossime ore aprirà ai battenti la sua nuova creatura, l'Osteria da Vettoretti. Insomma, la voglia di rimanere c'è, turisti e visitatori non mancano, ma i canoni davvero sono troppo alti. O tutti quanti remiamo nella stessa direzione, consapevoli che tutti dobbiamo mettere qualcosa sul tavolo, oppure diventa un po' difficile perché c'è sempre qualcuno che vuole guadagnare un po' di più. Quindi io chiedo davvero un tavolo di confronto semplicemente per condividere quelle che sono le preoccupazioni ma anche le opportunità di un periodo che ci deve vedere tutti protagonisti. Argomento comunque spinoso, buono per la campagna elettorale. C'è un tema, al di là di chi se ne va, oggi il problema affitti a Treviso impedisce anche a chi vuole investire di venire a Treviso, perché ci sono investitori che vorrebbero venire a Treviso per aprire delle attività commerciali e non lo fanno perché nel loro business plan gli affitti sono troppo alti, anche con l'adeguamento Istat. 3 i punti per il terzo polo, distretti del commercio per aree, nodo plateatici e parcheggi, ma anche rifiuti. Il tema di Contarina, cioè sull'aspetto rifiuti c'è stato un aumento esponenziale perché sono gli esercenti che devono pagare gli acquarelli, sono gli esercenti che anche se riducono la parte di secco hanno delle spese molto alte. La ripartenza quindi c'è stata, ma il prezzo fuori di metafora per gli imprenditori, soprattutto del centro, continua a essere troppo alto.
Baby gang e reati tra i giovani. Presto al carcere minorile di Treviso potrebbe arrivare il ministro Carlo Nordio e il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Vogliamo dare più attenzione alla giustizia minorile, ha detto lo stesso Ostellari oggi a Belluno. La giustizia minorile, anche quella, è stata forse troppo spesso abbandonata. Purtroppo oggi ha una doppia funzione. Non solo quella quindi di eseguire, diciamo così, le sanzioni per chi ha sbagliato, ma io penso che sia fondamentale anche fare un ragionamento in tema di prevenzione. Vedi i fenomeni baby gang che dobbiamo assolutamente cercare di regolamentare. Ovviamente facendo cosa? Non tanto sbattendo in carcere i ragazzi, ma coinvolgendo loro e soprattutto direi le famiglie. I fatti di cronaca che si sono consumati anche recentemente a Nord-Est, e Treviso non fa eccezione, vedono troppo spesso protagonisti sempre più giovani, scuole vandalizzate come al Da Vinci e Palladio, aggressioni, l'ultima Alturazza ai danni di un 17enne accoltellato da un 16enne, l'invasione non sempre pacifica di bande di ragazzini nel centro città, rieducazione certo, ma per i casi più estremi sembra inevitabile guardare all'entrata a pieno regime del carcere minorile annesso alla casa circondariale di Santabona, i cui lavori di ristrutturazione sono terminati nei giorni scorsi dopo le rivolte dell'aprile 2022 che lo avevano reso inagibile. Il carcere minorile sarà riaperto a breve, è una anche quelle delle nostre priorità e fa parte delle deleghe di cui mi sto occupando. Sullo sfondo restano i timori dei sindacati di polizia che lamentano la carenza ormai cronica di personale che riguarda ovviamente Santabona nel suo complesso. Presto potrebbe arrivare lo stesso ministro Carlo Nordio accompagnato proprio da Ostellari. Farò una visita anche lì, ovviamente stiamo facendo visite in tutti gli istituti, io mi sto muovendo ma so che anche gli altri miei colleghi si muovono e magari perché no potremo farla anche con il ministro visto che siamo in quella città. Truffe online, 14 denunce dei carabinieri in tutta la Marca. 14 denunciati per truffa dai carabinieri per reati che riguardano accrediti su carte ricaricabili per importi che arrivano anche a 3.000 euro. Le vittime sono di Mogliano e Preganziol, ma anche i carabinieri di Asolo e Casier hanno rilevato fatti analoghi, così come a Col San Martino e Vedelago. Le vittime designate dai denunciati vengono truffate online, inducendole ad eseguire accrediti su carte ricaricabili per l'acquisto di beni tipo mobili o abbigliamento, che poi non giungono mai a destinazione. I soggetti, scoperti e denunciati dai carabinieri dopo aver incassato le somme per beni pubblicati nei siti e-commerce, si rendono irreperibili, spesso dopo aver indotto in errore le vittime. Tra i 14 denunciati vi sono uomini e donne di età compresa tra i 19 e i 50 anni di varie parti d'Italia, ma anche stranieri. In tema di misure di sicurezza da adottare per gli acquisti in rete, l'Arma raccomanda l'adozione di alcuni accorgimenti, l'utilizzo di password complicate, la riservatezza dei dati bancari, ma non solo, anche un buon programma antivirus fa la sua parte. Ricordando sempre che accattivanti occasioni per acquisti vanno sempre opportunamente controllate e che le email provenienti da sconosciuti non devono mai essere aperte. Soprattutto in caso di necessità reale o presunta, non esitare a chiamare il 112. 69enne senza fissa dimora finisce nel Sile, nella zona della Restera. Le sue urla di aiuto attirano l'attenzione di una donna che dà l'allarme ai vigili del fuoco. L'uomo viene salvato. Questa bicicletta è testimone di una storia di solitudine con lieto fine accaduta ieri sera a Treviso, lungo il Sile. Siamo sotto il ponte di Villa Carisi e qui c'è tutta una vita raccolta in coperte, sciarpe e guanti e trascinata da quasi 70 anni senza una casa e forse anche senza una meta. Probabilmente qui, ai piedi del pilone che per decenni ha visto generazioni bucarsi con l'eroina, quest'uomo da tempo ha identificato l'unico punto fisso dove ripararsi quando piove e dove coricarsi per la notte. Un'esistenza seppure ai margini con le sue regole, visibili proprio sulla bicicletta. Sacchetti separati per scarpe e indumenti, coperte ben ripiegate e tutto sapientemente legato per non lasciare in giro i poveri ma preziosi pezzi di questo puzzle di vita. Chi ha rischiato di sparire nel Sile quando forse per un gesto maldestro, forse per un attimo di smarrimento, l'ha fatto precipitare nelle gelide e scure acque, pronte ad inghiottirlo nei vortici della corrente. È lì che però il settantenne ha riscoperto di non essere solo. Quando le sue urla sono state raccolte da una donna che passava sopra il ponte, quando sono arrivati i pompieri, quando è passato dal freddo della notte al caldo accogliente del vicino Cafoncello.
Non sappiamo se questa vicenda darà una svolta a questa vita ai margini, ma sappiamo che il protagonista prima o poi tornerà a riprendersi questa bicicletta, che nel frattempo nessuno ha toccato, forse per rispetto ad una vita raccolta in questi sacchi, certamente dura, ma forse non meno felice di tante altre che corrono qui, lungo il Sile. Controlli straordinari lungo le principali arterie stradali in questi giorni da parte della Polizia Locale Castellana contro gli incidenti, patente ritirata ad un automobilista sorpreso a circolare in centro città ad una velocità di 105 km/h su un tratto con limite di 50. A Borgo Pieve invece alcuni passanti hanno visto un'auto passare più volte nella zona procedendo con un'andatura incerta, per questo hanno allertato la Polizia Locale che hanno fermato la vettura la cui guida c'era un uomo con un tasso alcolico di poco sotto l'1. Infine gli agenti hanno sequestrato 7 autovetture perché prive di assicurazione ed infine un cittadino straniero è stato fermato in sella ad un motociclo senza patente, senza assicurazione e senza revisione. Molti verbali di infrazione e denunce per guida in stato di ebbrezza con relative sanzioni e confische potrebbero rivelarsi ingiuste a causa di errate rilevazioni degli etilometri. Se una persona viene imputata di guida in stato d'ebbrezza dopo aver fatto l'etilometro, di fatto può ricorrere? Beh, indubbiamente può ricorrere nella misura in cui ritiene di non essere versare in stato di ebbrezza o a quel livello individuato dal macchinario, può senz'altro ricorrere in tribunale. Un suggerimento da prendere sicuramente in considerazione è quello dell'avvocato Fabio Capraro, che da tempo dibatte degli etilometri nelle aule dei tribunali con una tesi semplice ma che cambia la vita a chi si trova magari con patente sequestrata, auto confiscata e denuncia avviata senza però aver guidato sotto l'effetto di alcol. E uno dei tanti casi lo racconta lo stesso Capraro. Poi aveva 2,42 e viene assolto dal Tribunale di Bologna alla luce della relazione presentata dal perito Marcon, che dice che lo strumento non era attendibile. Cosa confermata da un altro giudice chiamato in causa dalla ditta costruttrice dell'etilometro in questione. Il Tribunale di Bergamo ha aperto un procedimento a carico del perito Marcon che si è concluso con l'archiviazione, atteso che la stessa Procura della Repubblica dava atto che il perito Marcon diceva le cose come stavano. Etilometri sotto esame da Giorgio Marcon con questo attrezzo che tara le macchine per una corretta rilevazione. Gli etilometri che io ho potuto verificare non sono attendibili dal punto di vista di avere un risultato corretto perché hanno dei deficit costruttivi. Situazione che potenzialmente mette in discussione ogni verbale che, sottolineano Marcon e Capraro, potrebbe essere però facilmente superata copiando quello che già fanno altri stati europei, dove tra l'altro vengono prodotti gli etilometri. La Germania lo utilizza come screening e poi fa l'esame del sangue. E il futuro, secondo Marcon, sarà senza etilometri. L'intelligenza artificiale oggi installata sulle automobili potrebbe dare grandissimi risultati. Un tema talmente spinoso da farne un libro per avvocati e addetti ai lavori. In virtù dell'esperienza maturata nelle aule di giustizia e grazie anche all'amicizia avuta con il perito Marcon mi sono reso conto che questo strumento è particolarmente fragile dal punto di vista anche tecnico, quindi era giusto illustrare le fragilità di questo strumento. Questa mattina nel cortile del liceo scientifico Jacopo da Ponte una veglia toccante per ricordare Tommaso Fabris. Il canestro, la grande passione di Tommaso e tutti loro, i compagni, le compagne, insegnanti, personale scolastico, dirigente del liceo scientifico che frequentava il 17enne, strappato alla vita da una meningite fulminante, stretti in un corale abbraccio per salutare l'allievo modello, l'amico, il fratello e dirgli ancora una volta: grazie Tommy, ti vogliamo bene. Un cortile composto, un cortile colmo di lacrime e di silenzio. Perché nessuno riesce a capire, spiegare, accettare che un ragazzo come Tommaso possa non esserci più. Muore giovane chi è caro agli dei, dicevano gli antichi greci, per cercare di dare un senso a un dolore troppo grande per essere compreso dalla ragione. Proprio la frase che è stata ripresa dai rappresentanti di istituto per darsi forza a vicenda, darsi un perché a una realtà che non ha spiegazioni razionali.
Nelle scorse ore l'autopsia sul corpo del 17enne, in serata la firma del magistrato del nulla osta per la sepoltura e lunedì pomeriggio al Pala 2 di Bassano il funerale. Sono attese tantissime persone, oltre ai familiari, amici e compagni di scuola, di pallacanestro, gli storici della compagnia di Tezze sul Brenta, il paese dove viveva con i genitori e il fratello. Intanto studenti e studentesse sono più che mai legati, più che mai vicini. E in cielo, verso il sole, vengono lanciati palloncini azzurri e bianchi per dire a Tommy per sempre. Consegnati a Treviso 7 defibrillatori da parte della Fondazione Ometto con il progetto nato in ricordo di Carlo Alberto Conte, il giovanissimo atleta dodicenne morto per arresto cardiaco un anno fa. È un dolore, è una ferita irrimarginabile. L'unica cosa che io credo serva sia quella di fare qualcosa per gli altri, cioè rispondere al dolore e a una cosa negativa facendo delle cose positive, quindi rovesciare questa cosa. 7 defibrillatori lungo la passeggiata della Restera della Zaia del Sile grazie al progetto Piccolo Principe, nato in ricordo di Carlo Alberto Conte, di 12 anni, giovane promessa delle Fiamme Oro colpito da un infarto durante le fasi finali di una corsa campestre a Vittorio Veneto nel gennaio del 2022. È molto emozionante essere qui perché avendo vissuto con il papà e con la mamma in prima persona la tragedia, vedere nascere da una tragedia una cosa così importante, così bella per la nostra città è emozionante, bello. Il progetto Piccolo Principe, attivato nel 2022 dalla Fondazione Ometto, prevede un impegno concreto in 3 direzioni: l'installazione di defibrillatori nei luoghi frequentati dagli amanti dello sport e nelle scuole, la sensibilizzazione verso i ragazzi sull'importanza della prevenzione, ma anche il supporto nell'orientamento alla scelta del percorso scolastico o professionale, il finanziamento alla ricerca sulle morti improvvise sulle quali conosciamo purtroppo ancora molto poco. Finanzieremo una borsa di studio all'interno dell'Università di Padova con Cristina Basso, che è una ricercatrice a livello internazionale, per prevenire, soprattutto per gli altri bambini, le morti improvvise, perché finché una mamma o un papà non subiscono quello che abbiamo subito noi, nessuno capisce cosa vuol dire non capire il perché della morte del proprio figlio, perché questo è quello che è accaduto a noi. Il nostro figlio era totalmente sano. I defibrillatori verranno installati lungo tutta la passeggiata e sono stati acquistati dalla Fondazione grazie al significativo contributo di Aspiag Service Despar, anche attraverso i fondi raccolti con la vendita delle colombe pasquali della Fondazione lo scorso anno. È una guida per me. I giorni prima di morire mi disse che cosa dovevo fare. Mamma, fai le colombe, io ti aiuterò. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Manifestazione per le vie del centro di Treviso dei ragazzi di Fridays for Future, non più di una quarantina. I partecipanti che, oltre a protestare per maggior rispetto per l'ambiente, hanno anche partecipato ad una sorta di lezione che si è snodata lungo il percorso. Si sono definiti pochi ma buoni e soprattutto arrabbiati. Sono la quarantina di ragazzi che hanno partecipato questa mattina alla manifestazione dei Fridays for Future, che, come in molte altre città d'Italia, anche a Treviso si è snodata per le vie del centro. Ma più che una manifestazione è stata quasi una lezione di ecologia. E in questo momento di gravissima crisi idrica, che in realtà non è di ieri, non è della settimana scorsa, è almeno dal 2021 che soffriamo appunto questa grave carenza appunto d'acqua. Le cause sono chiare: il riscaldamento climatico prima di tutto. Nozioni alternate a manifestazioni di dissenso, per quanto non starebbero facendo gli amministratori a tutti i livelli. Sto sfilando perché il problema della crisi climatica ed ecologica in questi anni, grazie anche agli scioperi, ha raggiunto le coscienze delle persone. Però i decisori politici stanno comunque ignorando quello che andrebbe fatto. Ma lui è perché non sei d'accordo con Cortina? Beh, sicuramente in montagna azioni così devastanti del territorio sicuramente non devono farle, e in montagna è un territorio da proteggere, da tutelare, a rischio anche per la questione del cambiamento climatico e la crisi climatica.
Su tutto la volontà di questi giovani affinché tutti prendano coscienza della situazione ambientale. Professori, informatevi e mettete a disposizione per mettere l'attenzione su questo tema. Studenti, scendete in piazza per mostrare il vostro dissenso a questo modello scolastico che non ci forma davvero. Manifestazione che si è conclusa senza tensioni in Piazza Borsa, dove i ragazzi hanno lanciato una provocazione al sindaco Mario Conte. Visto che vediamo che sindaco e amministrazione ogni volta che parlano di crisi climatica, ogni volta che parlano di ambiente, dimostrano di non conoscere effettivamente il tema, di non conoscere effettivamente di cosa si sta parlando, l'unica cosa che possiamo dirgli è informatevi. Ed ora invece vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore con il generale Iannicelli. Siamo interessati ancora da un campo anticiclonico di alte pressioni, il cui centro è localizzato ancora una volta, evidente dalla carta del tempo, lontano da noi, sulle isole inglesi, ma da quella posizione ci protegge dal grosso dei sistemi perturbati. Qualcosa riesce a infiltrare, un po' di aria instabile e come ieri provoca qualche brevissima precipitazione, ma in questo momento di siccità prolungata anche pochi millimetri sono preziosi. Comunque si preannuncia un fine settimana soleggiato, sabato cielo in prevalenza sereno, domenica anche se nelle primissime ore potremo avere qualche nube stratificata ma nulla di indicativa. Ecco, fortunatamente lunedì avremo un peggioramento, ecco, siamo arrivati al punto che il peggioramento è ben accetto e dovrebbe passare una linea di aria di instabilità e quindi avremo qualche precipitazione, qualche brevissima precipitazione. Poi la settimana proseguirà all'insegna della variabilità, è tipico di marzo, quindi dei rasserenamenti e degli annuvolamenti che a volte saranno più intensi, come verso venerdì ancora una volta, con ancora qualche millimetro di pioggia. Intanto i prossimi 2 giorni i venti sono deboli, di direzione variabile, le temperature, le notti serene abbassano un po' le minime, comunque 2-3 gradi sopra lo zero, le massime dai 12-13 fino ai 15 gradi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Record di ascolti ieri sera su Tele Nord-Est per la fase di andata del classico tra Real Madrid e Barcellona, valida per la semifinale di Coppa del Rey. Il Barcellona con un gol di Eder Militao ha espugnato il Santiago Bernabéu nel derby più atteso della Liga spagnola. Oltre 120.000 telespettatori hanno visto ieri sera su Tele Nord-Est la partita di andata del classico. Grande successo di ascolti per il match di Coppa del Rey, trasmesso in chiaro dal gruppo Media Nord-Est. I Blancos di Carlo Ancelotti, dati per favoriti in questo appuntamento del classico, dovranno puntare tutto nella sfida di ritorno prevista il 5 aprile al Camp Nou e che verrà trasmessa in esclusiva in chiaro sempre su Tele Nord-Est, il canale da sempre votato al grande sport e al calcio. Niente è ancora deciso, le partite di ritorno delle semifinali della Coppa del Rey inizieranno il 4 aprile allo stadio San Mamés di Bilbao, quando ci sarà la sfida tra Osasuna e Athletic Bilbao, vinta all'andata dalla squadra di Pamplona. Le 2 vincenti si sfideranno poi nell'attesissima finale della Coppa del Rey. Il prestigioso trofeo spagnolo verrà assegnato il 6 maggio, anche questo match verrà trasmesso in diretta in chiaro su Tele Nord-Est. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Più personale e trasferimento della sezione psichiatrica, così oggi a Belluno il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari al termine della visita al carcere di Belluno. Ostellari ha garantito il suo massimo impegno alla direttrice, agli agenti di polizia penitenziaria e agli educatori. La sezione psichiatrica del carcere verrà svuotata entro giugno. Nuovi agenti di polizia penitenziaria dovrebbero arrivare in organico entro ottobre. Dal tribunale alla prefettura al carcere di Baldenic, tour cittadino per il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Al centro dell'attenzione la situazione degli organici. Noi riusciremo ad avere un buon trattamento in relazione ovviamente al percorso educativo dei detenuti se avremo anche la capacità di avere numeri e qualità, anche non solo della polizia penitenziaria, ma anche del personale inteso educatori fondamentali, psicologi, che ovviamente contribuiscono e devono contribuire a una
crescita di un percorso idoneo con i principi della nostra Costituzione. Al Baldenic mancano in pianta organica 16 dei 95 agenti previsti, che alcuni ne verranno assegnati prossimamente e che soprattutto non ci sarà più la sezione psichiatrica, sono sicuramente per gli operatori buone notizie. Qui in questa casa circondariale ci sono dei progetti, alcuni dei quali saranno ovviamente portati a termine a breve tempo, quando immagino non prima di un anno, che sistemeranno ovviamente quella questione anche della sezione psichiatri che va risolta assolutamente. Quella però sezione, prima di essere sistemata, deve essere svuotata e questo svuotamento avverrà circa a giugno di quest'anno. Una carenza di organico pari al 20%, pensionamenti e trasferimenti non bilanciati dalle assunzioni, minore sicurezza negli interventi e stress lavorativo sono alcune delle questioni portate oggi all'attenzione del prefetto di Belluno, Mariano Savastano. I rappresentanti sindacali territoriali hanno così messo al corrente il prefetto della grave carenza di organico che affligge il corpo dei vigili del fuoco della provincia di Belluno. Su una pianta organica che prevede 250 unità, ne mancano all'appello 50, ma alcune si registrano anche fra il personale amministrativo e funzionario. Una crisi che rischia di far sentire i contraccolpi sui cittadini, hanno detto i sindacati, con interventi di soccorso in tempi più lunghi e senza organici adeguati alle richieste. L'Unione Europea ha rinviato il voto sulla direttiva con la quale dal 2035 si vorrebbe mettere al bando le auto a benzina e diesel. La notizia è arrivata dal deputato della Lega all'Europarlamento Gianangelo Boff. Stop alla vendita di auto, benzina e diesel dal 2035. La presidenza svedese dell'Unione Europea ha deciso di rimandare la decisione in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri, fissata per il prossimo 7 marzo. Il Coreper, questo l'acronimo del comitato che svolge un ruolo cardine nel processo decisionale dell'Unione, tornerà sulla questione a tempo debito, ha comunicato via social uno dei portavoce della presidenza, mentre negli stessi minuti la Lega a Belluno, in anteprima regionale, lanciava la sua campagna contro la direttiva che imporrebbe, stavolta il condizionale d'obbligo, la messa al bando delle auto a motore convenzionale. Per il Carroccio una scelta sbagliata e un azzardo preoccupante, soprattutto sotto il profilo sociale. L'auto elettrica oggi non è un prodotto ancora maturo, non se la possono permettere tutti e in una realtà come il Veneto, con un'antropizzazione molto diffusa, dove l'auto è di fatto necessaria, diventa un bel problema. E poi il tema dell'indotto. In Veneto moltissime aziende lavorano per i più noti marchi in Europa e nel mondo per la produzione di componentistica. Abolire l'auto convenzionale rappresenterebbe un problema economico, senza scordare, spiega Bottacini, che l'auto elettrica non è a impatto zero. Per produrre quei materiali che poi servono per le batterie e per i motori, dal punto di vista ambientale è parecchio impattante. Che poi lo facciano i cinesi che non rispettano le norme ambientali mi preoccupa un pochettino, perché poi l'aria non segue i confini amministrativi e quindi questo è un tema. Poi c'è l'altro tema che l'auto elettrica io attacco la spina, ma bisogna capire come viene prodotta l'energia elettrica, perché se produco l'energia elettrica bruciando carbone. Un rinvio della decisione sulla messa al bando di auto, benzina e diesel dal 2035 non equivale ad una cancellazione della norma. Per questo la Lega conferma la sua netta opposizione e apre una raccolta firme ai gazebo e online il 17 e 18 marzo. Le prime apposte sul modulo, quelle di Bottacin e del segretario provinciale della Lega De Bernardin. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e la gente. Dobbiamo essere capaci di tornare partito a livello popolare. Questa è la nostra forza. Insomma. Ha detto la Lega si lega al territorio, si deve legare al territorio. La Lega, lo dice anche lo stesso nome, deve essere legata al territorio, lo abbiamo fatto per tanti anni. Si è insediato a Belluno un nuovo organismo che avrà il delicato compito di valorizzare e radicare l'Hub Veneto della formazione nelle Dolomiti. Se la Lewis Business School è una sorta di spin-off dell'omonima università, altrettanto dicasi del neo insediato Advisory Board, che da Belluno si propone di creare nuove figure manageriali per il futuro del mondo imprenditoriale. Da ottobre partiremo con dei master di primo livello, rivolti quindi a giovani neolaureati o di primo o del triennio o del biennio, che decidano di fare immediatamente un master più professionalizzante per
poi iniziare un'attività lavorativa immediatamente dopo. Da Certottica alla Luis, per Confindustria Belluno Dolomiti, il mantra sembra essere la formazione. Il mondo industriale in realtà è già coinvolto. Noi stiamo raccogliendo tutte queste occasioni perché abbiamo visto negli ultimi 4 anni che qui c'è assolutamente bisogno di formazione, di alta formazione, e devo dire che le imprese sono disposte ad investire anche tanto, il che vuol dire che credono nel territorio, credono nei lavoratori di questo territorio, che hanno un know-how come pochi, e soprattutto nella passione per il lavoro. Per oggi il lavoro vuol dire formazione. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Anticiclone in rimonta, ci attende un weekend con il bel tempo e un clima tutto sommato mite. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 4 marzo. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, cielo da poco nuvoloso a sereno. Occasionalmente, durante le ore più fredde della giornata, non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità, specie sulla bassa pianura. Temperature in aumento, minime comprese tra 1 e 3 gradi, massime invece oscillanti tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà soleggiato e il cielo si presenterà sereno o velato, sulla costa venti di brezza. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime tra i 12 e i 14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un cielo soleggiato, solo con qualche velatura innocua. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.